19° congresso provinciale della CGIL, il segretario generale Alfonso Buscemi traccia un bilancio delle cose fatte nell'ultimo quadriennio. Circolare ministeriale alle scuole, stop ai cellulari in classe se non per scopi didattici, ERSU in pagamento 10.000 borse di studio universitarie. Presepe vivente al mare, sfondo la Scala dei Turchi di Realmonte. Serie D, Licata vince l'ultima gara del girone di andata e sale al 26 punti in classifica. Bentrovati gentili telespettatori al nostro appuntamento con l'informazione. In apertura parliamo del 19° congresso provinciale della CGIL di Agrigento. Il segretario generale Alfonso Buscemi traccia un bilancio delle cose fatte nel quadriennio rispetto alle emergenze e alle criticità del tessuto agrigentino e delinea i prossimi step. Filo conduttore il tema "Il lavoro crea il futuro". Da sfondo il ricordo di una figura storica della CGIL, Piero Mangione, morto un anno fa. Il nostro direttore Arturo Cantella. Si è aperto nel segno di Piero Mangione, morto un anno fa, il 19° congresso provinciale della CGIL di Agrigento, con inizio stamani presso la sala convegni dell'Hotel Dioscuri di San Leone. Oltre al ricordo della figura storica dell'organizzazione, il segretario generale Alfonso Buscemi, attraverso una puntuale e articolata relazione, ha fatto il punto sulle tante cose fatte dal sindacato nel quadriennio rispetto alle emergenze e alle criticità del tessuto agrigentino, ma anche su quanto sta accadendo con inevitabili ricadute del territorio, in riferimento alle dinamiche socio-economiche che stanno caratterizzando lo scenario politico nazionale. Il tema dibattuto della giornata, che è stato il filo conduttore che lega tutti gli appuntamenti della CGIL svolti in questa fase congressuale, è stato quello del lavoro crea il futuro, presenti anche rappresentanti del sindacato nazionale e della segreteria regionale. Oggi la CGIL si misura rispetto ai temi che purtroppo creano grossi disagi alla nostra popolazione. L'Istat, il Censis, le migliori agenzie ci dicono che in Italia aumenta la povertà, aumenta la fragilità, aumentano le disuguaglianze, aumentano gli incidenti sul lavoro, i morti sul lavoro, aumenta la precarietà. Ecco, in questo contesto la CGIL sfida questo governo a poter e dover dare delle risposte nella direzione necessaria di eliminare questa povertà, di creare sviluppo, di fare investimenti per le reti infrastrutturali, creare le condizioni tecnologiche. Noi non siamo più nelle condizioni di reggere proposte che da un lato tagliano risorse per dare risposta alla povertà e dall'altro lato però si avvantaggiano i ricchi perché non si creano le condizioni per fare pagare qualche tassa in più, si avvantaggiano gli speculatori perché pensano che chi gioca in borsa deve pagare meno tasse rispetto a chi lavora, si avvantaggiano tutta quel ceto di riferimento di questo governo di destra che è l'evasione fiscale. Noi abbiamo oltre 100 miliardi di evasione fiscale, noi siamo il paese che evade di più l'IVA, altri 26 miliardi, propongono di eliminare il reddito di cittadinanza senza il quale avremo ancora un altro milione di poveri oltre ai già 10 milioni che ci sono, e dall'altro lato però i soldi che vogliono levare ai poveri dovrebbero servire per metterli a copertura dei buchi che farebbero con l'aumento del contante sino a 5.000 euro, venendo meno l'obbligo del POS sino a 60 euro, con la rottamazione delle cartelle fiscali chi non paga le tasse. Ecco, in questo contesto come CGIL Agrigentina noi sfidiamo all'interno di un cartello sociale che ha dimostrato di essere in grado di fare proposte precise. Ricordo la grande marcia del 25 gennaio del 2020, grazie al quale con 5.000 cittadini, con gli amministratori locali, con tutto il mondo dell'associazionismo, con la parte datoriale, siamo riusciti a sbloccare un'infinità di cantieri e restituire alla nostra provincia diverse opere ferme da 20 anni. Il cartello sociale dentro il quale la CGIL è parte importante, riusciremo certamente anche a occuparci delle scuole. Noi abbiamo
delle strutture cadenti, fatiscenti, dove cadono i calcinacci, dove non sono in grado i ragazzi di fare attività fisiche. In questo contesto sono convinto che oggi da questo dibattito, grazie anche all'importante contributo che ci daranno i nostri qualificati ospiti, metteremo in campo una proposta per superare tutti questi disagi. Bilancio positivo, ma anche la prospettiva di un impegno nel territorio per il suo futuro, quasi scontata la sua rielezione, quindi questo vuol dire che c'è una fiducia da parte della sua base affinché lei continui la sua opera anche per i prossimi anni. Io sono a disposizione, mi presento qui appunto con il lavoro fatto, che chiaramente il mio è un lavoro di coordinamento, perché il lavoro della CGIL di Agrigento è fatto da decine e decine di dirigenti delle nostre strutture, da centinaia e centinaia, se non migliaia, di dirigenti che stanno sui posti di lavoro. Nessun dirigente sindacale riuscirebbe a fare quello che vorrebbe fare senza la capacità, la fortuna di avere questa rete diffusa nel territorio. In questo quadro continuo a mettermi a disposizione della mia organizzazione, della CGIL, per quello che i lavoratori stamattina decideranno di fare, se rinnovare o meno la fiducia per coordinare questi lavori, e certamente programmare per il prossimo futuro un intervento e un impegno che consente ai tanti disoccupati, ai pensionati, ai lavoratori, ai cittadini di poter risolvere alcuni dei tanti problemi che la nostra provincia ha. Ecco, lei ha fatto il segretario anche in un periodo particolare, difficilissimo, nella pandemia, in cui si sono anche acuiti particolari difficoltà dei lavoratori ma anche delle imprese che non hanno potuto occuparsi dell'attività del lavoro. Ecco, questo momento come si è vissuto, segretario? Sì, dice bene, erano passati pochi mesi dal mio insediamento a segretario generale del CGIL di Agrigento, quando la pandemia ci obbliga a chiudere un certo modo di fare sindacato, quel modo nostro che ci aveva abituato a stare dentro i posti di lavoro con e in mezzo ai lavoratori. Abbiamo sofferto, all'inizio abbiamo sofferto, ma poi ci siamo reinventati un modo di stare in contatto, di essere presenti, di incontrarci comunque in tanti modi, e alla fine sembra che abbiamo superato questo problema. Infatti ormai da quasi un anno che abbiamo l'opportunità e la possibilità di tornare in mezzo alla nostra gente per ascoltarli, sentirli e assieme decidere come procedere per lavorare. Secondo lei, ultima domanda, come è migliorato e peggiorata la nostra provincia, il nostro tessuto sociale, imprenditoriale, con una sua valutazione? Io sto ai dati ufficiali, l'ultimo rapporto Censis ci dice che Agrigento perde ancora ulteriori 2 posizioni. Se è vero come è vero che noi siamo sempre nelle ultime 3-4 posizioni, vuol dire che dal 96esimo scivoliamo al 98esimo posto per qualità di vita, per occupazione, e quindi la nostra provincia scivola lentamente verso il baratro. Ormai i comuni sono vuoti, non abbiamo più giovani, e la nostra emigrazione non è più l'emigrazione del padre di famiglia che andava con un obiettivo preciso di realizzare qualcosa di importante per la famiglia dal punto di vista economico e poi tornare. Ormai incominciano i giovani con l'università ad andare via e successivamente interi nuclei familiari che emigrano. È un dramma, e questo dramma noi dobbiamo cercare di arrestarlo. Gabriella Messina, segretaria regionale della CGIL, oggi qui ad Agrigento per la riconferma del segretario uscente Buscemi. Ecco, l'impegno della CGIL non solo ad Agrigento ma anche regionalmente, qual è il vostro punto di vista anche sulle nuove linee politiche che in questi momenti si stanno delineando per il futuro economico e sociale della nostra Sicilia in particolare?
Le linee che noi intendiamo definire partono proprio dal congresso: mettere al centro il lavoro, perché il lavoro è futuro, puntare soprattutto su quello che è l'occupazione femminile e soprattutto dare una risposta ai nostri giovani. Ricordiamo che i NEET in Sicilia superano il 45% e più della metà di questi sono ragazze, sono donne. Dare un futuro, una possibilità in Sicilia, soprattutto cogliere tutte le opportunità, che tutte le risorse messe a disposizione sia dal PNR sia da tutte le risorse che possono arrivare in Sicilia, richiedono una volontà, una politica di sviluppo che mette la Sicilia al centro di quello che è la nuova dimensione geopolitica che assume il Mediterraneo e vede la Sicilia come centrale, e quindi per superare tutti i gap e i divari. Su questo la CGIL Sicilia tiene la barra dritta, siamo stati in piazza per iniziare, perché è un percorso importante per riportare le politiche sulla Sicilia, ma soprattutto sulle donne e sui giovani, e sulla speranza per questo territorio importantissimo, e recuperare le nostre vocazioni, che vanno non solo da quella turistica, non solo da quella agroalimentare, ma anche a quella industriale e di sviluppo, che appunto dà una risposta nel Mediterraneo. Daniela Barbaresi, segretaria nazionale della CGIL. Ecco, in queste ore si sta consumando la finanziaria nazionale, un tema dibattuto è quello del reddito di cittadinanza. La Sicilia, insieme a altre regioni del sud, diciamo, ne soffrirà parecchio. La vostra posizione della CGIL è stata netta, ecco, avete anche manifestato il vostro punto di vista un po' sulla situazione nazionale. Beh, noi in questo momento abbiamo espresso le nostre valutazioni fortemente critiche rispetto alle scelte del governo, le scelte che il governo sta facendo con la legge di bilancio, perché è una legge di bilancio che non dà le risposte al mondo del lavoro, non dà le risposte ai pensionati, non dà le risposte ai disoccupati, non dà le risposte a coloro che si trovano in condizioni di maggiori difficoltà. Abbiamo fortemente criticato la scelta che sta facendo il governo, per esempio in materia di reddito di cittadinanza, perché davvero con quella misura, con quel ridimensionamento di uno strumento importante per dare una risposta a coloro che si trovano in condizioni di difficoltà e di povertà, facendolo venir meno, appunto, sembra voler colpevolizzare chi si trova in condizioni di difficoltà in un momento come questo, dove ci sono quasi 6 milioni di persone in questo Paese in condizioni di povertà e 15 milioni in condizioni di rischio di esclusione sociale, quindi dovrebbero essere una priorità del Paese. Invece questo governo sembra voler scegliere la strada di punirli per raccogliere risorse per avvantaggiare altre categorie, come pensiamo alla scelta che noi abbiamo fortemente criticato della flat tax, che consideriamo iniqua, ingiusta, sbagliata e che strizza l'occhio a coloro che invece per certi aspetti evadono le tasse. Quindi non ci sono risposte sul fronte dei salari, le risposte che sono estremamente marginali, e non c'è una risposta anche a un altro tema che si chiama Mezzogiorno d'Italia, che sembra quasi essere dimenticato da questa legge di bilancio. Quindi servirebbero risposte di maggior prospettiva, di maggior respiro, che ci dicano in quale direzione vogliamo andare anche per rilanciare l'economia, ma soprattutto rilanciare un'idea di equità di questo Paese, perché ci sono tante famiglie, tante persone, tanti lavoratori, tanti pensionati che in questo momento si trovano in condizioni di disagio, di difficoltà, non ce la fanno arrivare a fine mese con le bollette i cui costi sono raddoppiati, triplicati. Ecco, servono risposte immediate a queste persone, a questo pezzo di mondo del lavoro e parte importante del Paese. Nuova manifestazione dei beneficiari del reddito di cittadinanza a Palermo. I disoccupati tornano in piazza dopo la nuova stretta del governo Meloni sulla misura. Gli occupabili, ovvero disoccupati tra i 18 e 59 anni che possono lavorare e non hanno a carico minori, disabili o anziani, perderanno il sussidio nel 2023 dopo 7 mesi e non più 8. Vediamo. Sì, siamo arrabbiati perché il centrodestra non guarda in faccia a nessun povero e si deve vergognare per questo, perché questi signori non sono solo percettori, sono padri e madri di famiglia. Non è corretto prendersi con la parte più debole del popolo italiano,
perché scenderemo mai a compromessi, non scenderemo mai a compromessi. Vogliamo il lavoro, non possiamo campare, viviamo di elemosina, è la vergogna, la vergogna, la vergogna! È lo schifo! Cosa volete dire al governo? Noi cerchiamo il lavoro, vogliamo lavorare! È lo schifo! È lo schifo! Chiediamo un lavoro immediato a tutti i percettori del reddito di cittadinanza ai quali verrà tolto il sussidio già a partire da luglio 2023. Non è possibile una cosa del genere in uno Stato civile come quello italiano, che venga calpestata la dignità sociale del ceto sociale più povero. C'è gente che praticamente va avanti soltanto grazie al reddito. Assolutamente sì, la gente questi 3 anni e mezzo ha campato grazie al reddito di cittadinanza, ha creduto nel governo, ha creduto alla possibilità di poter avere un lavoro grazie al governo. Invece cosa fa? Il governo Meloni toglie il reddito di cittadinanza, toglie l'unica forma di sostentamento ai più poveri, lasciandoli nei guai. Non ci fermeremo, questo è soltanto l'inizio, questo è il secondo step dei 4 e non ci fermeremo. La Meloni ha dichiarato la guerra al popolo e adesso noi la prendiamo la sua sfida, dato che lei sta buttando fuori per strada tutti i padri di famiglia, noi non glielo permettiamo, perché la dignità dei siciliani è sacra e va rispettata a tutti! Voi chiedete un lavoro, non un sussidio. Cerchiamo un lavoro, abbiamo bisogno di un lavoro. Per noi il sussidio è uccisione della dignità, abbiamo bisogno di un lavoro ben retribuito e controllato, controllate tutti, abbiamo bisogno di un lavoro. Siamo in piazza per un lavoro, non ce la facciamo più, vogliamo un lavoro! Lo stesso, Senza reddito. niente, a casa, senza lavoro e senza niente. Alla Meloni, perché ti sei accanita così tanto contro di noi che prendiamo il reddito di cittadinanza? Noi siamo lavoratori, vogliamo lavorare praticamente. Tutto qua, Meloni, datti una svegliata per questi signori che non possono usufruire, diciamo. Vogliamo direttamente un lavoro, tutto qua, grazie. La Meloni dice il popolo è sovrano, questo è il popolo, questo è quello che vuole l'Italia, non quello che pensa lei. Il popolo vuole il lavoro, non stare a casa sul divano. Teme che senza reddito molte famiglie praticamente non ce la faranno. Certo, ovviamente, saranno distrutte molte famiglie, ma se ne rende conto di che cosa sta causando? La povertà, signora Meloni, non è quello, lei chiede cosa vuole gli italiani, cosa vuole il popolo italiano, è questo che vuole, il lavoro e dignità. Voi dite, ma non possiamo avere un lavoro per sempre. Noi vogliamo avere un lavoro per sempre, per come lo avete voi. Perché noi non dobbiamo avere il diritto di non averlo? L'articolo, lei parla sempre di Costituzione, l'articolo 38, se lo legga e veda cosa dice l'articolo 38. Questo è solo l'inizio! La dottoressa Meloni ha voluto dichiarare guerra ai poveri buttandoli in mezzo alla strada e noi risponderemo sempre, non ci fermeremo perché la dignità del lavoratore è sacra! Chiediamo il lavoro, dignità per tutti! Lavoro, 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 lavoro! E dignità, lavoro, rispetto e dignità, lavoro, dignità, lavoro, rispetto e dignità, lavoro, rispetto e dignità, Lavoro, rispetto e dignità! Lavoro, rispetto e dignità! voce.
È veramente una cosa indegna questa. È vergognoso, Facciamo più, i piccini danno a mangiare, non si può vivere così di miseria, vergogna. Finché il governo non farà dei passi indietro, quello che sta avvenendo se ne devono assumere le responsabilità. Sì, siamo preoccupati perché stiamo vedendo che questo governo per una battaglia ideologica non pensa al bene dei suoi cittadini. Stiamo pensando a gente che guadagna 20.000 euro al mese e che ha tanti benefici che se la prende con la povera gente. Loro non menzionano le pensioni sociali e si hanno il regalo del bonus da 5.500 euro per Natale. Ma di che cosa stiamo parlando? Di affamare la povera gente. Abbiamo tantissima dignità, dateci un lavoro, sviluppate l'occupazione qui in Sicilia. La Sicilia della vera siamo noi, siamo noi, siamo noi. Attenzione alla macchina sulla montagna. Il presidente della regione, Renato Schifani, continuerà la sua battaglia contro il caro voli. Vediamo. Per promuovere le misure necessarie a rimuovere gli svantaggi derivanti dalla insularità, ha istituito presso il MIT, il Ministero per il Turismo, un apposito fondo per garantire un completo ed efficace sistema di collegamenti aerei da e per la Sicilia, da e per la Sardegna, con una dotazione di 2 milioni di euro per il 2023 e 4 milioni per il 2024. Questo quanto previsto da un emendamento riformulato alla manovra approvato dalla Commissione Bilancio della Camera. Le disposizioni si applicheranno ai cittadini residenti nelle regioni della Sicilia e della Sardegna. La dotazione del fondo è stata corretta poi rispetto a quanto scritto nell'emendamento. Si tratta di 5 milioni per il 2023 e 15 milioni nel 2024. Si tratta di una realtà solo di un piccolo sforzo che viene legato alla condizione di insularità inserito ormai in Costituzione. Da comprendere resta l'uso che ne verrà fatto di questo fondo e soprattutto l'efficacia nel contenimento dei costi del trasporto aereo da e per le isole. Appena ieri l'ultima notizia riguardante i prezzi inaccessibili imposti da chi vola e per la Sicilia Ita, Airways, Ryanair continuano la loro indecente politica sui costi dei biglietti per la Sicilia e stamattina il costo del biglietto Roma-Palermo è ancora 494 euro. Lo aveva denunciato il commissario della DC regionale, ex presidente Totò Cuffaro. La governance di Ita, che è compagnia pubblica, è incredibilmente sorda ad ogni protesta delle istituzioni tutte e degli utenti siciliani, aveva aggiunto Cuffaro. Io credo che questa perseverante e maldestra beffa nei confronti dei siciliani debba essere fermata con autorevolezza qualora si servisse anche con l'autoritario intervento dei ministri competenti. Credo sia giusto che anche i siciliani non si trovano fuori per studio o per lavoro possano trascorrere almeno il Natale in famiglia. E in materia interviene anche il presidente della regione Schifani affermando come è un fatto inaccettabile e scandaloso. Continueremo la nostra battaglia fino in fondo, non faremo sconti a nessuno, così come lavoreremo per privatizzare gli aeroporti, più vettori e più efficienza nell'interesse dei cittadini. Sul caro voli, un fatto inaccettabile e scandaloso, continueremo la nostra battaglia sino in fondo, non faremo sconti a nessuno, così come lavoreremo per privatizzare gli aeroporti, più vettori e più efficienza nell'interesse dei cittadini. L'assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro al fianco di tutte le donne che subiscono violenza. Sono stati inaugurati davanti alla sede di via Trinacria a Palermo una panchina rossa e una buca delle lettere, la prima in memoria delle vittime di femminicidio, la seconda a disposizione di tutti coloro i quali vogliono scrivere in forma anonima una nota di denuncia. Siamo pienamente impegnati nel contrasto alla violenza sulle donne, ha dichiarato l'assessore Nuccio Albano. Abbiamo deciso di installare una panchina rossa, segno di memoria e di speranza, una buca della lettera, non solo per il significato simbolico, ma anche perché l'invito che faccio a tutti, le donne, gli amici delle vittime, i parenti, i vicini di casa, è quello di denunciare. Vogliamo che chiunque arrivi qui si senta accolto in condizioni di chiedere aiuto, qualsiasi forma di aiuto. Noi ci adopereremo con tutti i nostri mezzi per aiutare chi vive nella paura
chi trascorre le proprie giornate nella disperazione e tra le violenze. Noi ci siamo e non lasceremo mai sola nessuna donna. Alla cerimonia di inaugurazione ha partecipato anche Franco Fiore, sindaco di Caccamo, paese dove fu uccisa nel gennaio del 2020 la 17enne Roberta Ragusa. L'assessore ha inoltre già pianificato di istituire in via sperimentale un centro multidisciplinare di ascolto composto da sociologi, psicologi, avvocati, che avrà sede presso i locali dell'assessorato per le vittime di violenza e gli uomini maltrattati. Un'iniziativa importante, sottolinea il presidente della regione Schifani, non solo per fare sentire la nostra vicinanza alle famiglie delle vittime di femminicidio, ma anche per il significato che può assumere in prospettiva futura. È fondamentale che le donne che subiscono violenza si sentano parte di una rete e che sappiano di poter contare sull'aiuto delle istituzioni. Non smetteremo mai di impegnarci in questa direzione, conclude il presidente Schifani. Oggi abbiamo inaugurato nel piazzale antistante all'assessorato alla famiglia e alle politiche sociali e del lavoro una panchina rossa. Il ricordo è in memoria di tutte le donne vittime di violenza, che sia un simbolo che possa ricordare tutto questo, ma anche per il futuro abbiamo predisposto una serie di azioni per poter aiutare queste donne maltrattate. Nelle scuole italiane è arrivata una circolare dal Ministero dell'Istruzione e del Merito che contiene indicazioni precise sull'utilizzo dei telefoni cellulari e di analoghi dispositivi elettronici nelle classi. Stop all'uso dei dispositivi se non per fini didattici, ma nessuna sanzione. Il nostro direttore Arturo Cantella ne ha parlato con un dirigente scolastico. Vediamo. Siamo con la dirigente scolastica Elisa Casalicchio qui all'Istituto Fermi. Ecco, 2 giorni fa il ministro Valditara ha ribadito con una circolare il divieto di uso dei cellulari da parte degli studenti. Intanto un suo parere su questa circolare e come vi state comportando all'interno qui della didattica della scuola? Sì, sostanzialmente questo provvedimento è intervenuto in questo periodo ed è un provvedimento importante, però dobbiamo dire che in realtà noi, almeno come scuola, ci siamo già mossi in tal senso. Nel nostro regolamento di istituto interno abbiamo già disciplinato l'utilizzo dei cellulari, che effettivamente non deve mai essere all'interno delle attività didattiche, potrà essere solo ed esclusivamente utilizzato nel caso in cui possa servire appunto per i fini didattici, quindi in alcune discipline i professori e sotto quindi solo ed esclusivamente la guida dei professori questi cellulari potranno essere utilizzati, altrimenti dovranno essere consegnati all'inizio delle lezioni da parte dei ragazzi. I ragazzi tutto sommato hanno già preso coscienza di questo fatto, sono convinti che in qualche modo l'utilizzo indiscriminato dei cellulari possa disturbare le attività didattiche e diciamo che hanno accolto in maniera positiva questo provvedimento. C'è una consapevolezza da parte degli studenti nel capire che bisogna seguire le lezioni e non farsi distrarsi. Sì, certamente. I ragazzi, come dicevo, l'hanno accolto positivamente. Già in qualche modo, certo, qualche reticenza da parte di qualche ragazzo c'è sempre, su questo non ci sono problemi, però dico, sono abbastanza disponibili ad accogliere le disposizioni dei docenti e quindi a non utilizzarle in maniera, come dicevo, indiscriminata. Allora, purtroppo in questa nuova disposizione non ci sono sanzioni. In qualche modo noi, come dicevo, nel nostro regolamento di istituto avevamo già disposto qualche sanzione per i casi in cui gli alunni non si adoperassero a seguire le disposizioni del docente. Col nuovo anno inizieranno le iscrizioni, farete al solito i vostri Open Day, con quale offerta nuova propone il Fermi? Allora, intanto anche quest'anno abbiamo delle giornate di Open Day, diciamo che quest'anno tutto sommato la situazione è migliorata perché con la cessazione della situazione emergenziale del Covid in realtà i genitori possono venire a visitare la nostra scuola con calma. I giorni di Open Day sono il 15, il 22, il 28 e il 29, in queste giornate, gennaio. In queste giornate accoglieremo quanti volessero venire a visitare l'offerta formativa della nostra scuola. Quest'anno
Quest'anno la novità dell'Istituto Fermi è il fatto che abbiamo la settimana corta, quindi le lezioni saranno dal lunedì al venerdì e diamo la possibilità quindi anche ai ragazzi il sabato di dedicarlo ad altre attività che loro ritengono più consone. Il nostro istituto, come al solito, è un istituto che ha un'offerta formativa complessa e molto variegata. Abbiamo 9 indirizzi di studi, questi indirizzi variano e spaziano dai servizi sociosanitari all'informatica, alla meccanica e all'elettronica, all'ottico e così via. Sono tutti indirizzi che offrono opportunità concrete di lavoro e ogni indirizzo ha un proprio laboratorio attrezzato e innovativo dove i ragazzi possono mettere in pratica quello che apprendono. A tutto questo dobbiamo aggiungere anche l'indirizzo serale. Anche questo quest'anno si articola in due corsi, in 2 indirizzi, uno la manutenzione e l'altro quello dei servizi sociosanitari. ERSU Palermo in pagamento 10.000 borse di studio universitarie. C'è il servizio. In pagamento agli studenti delle università, delle accademie di belle arti e dei conservatori di musica della Sicilia occidentale la prima rata delle borse di studio ERSU Palermo per l'anno accademico 2022-23. Sulla base delle risorse economiche disponibili al momento sono state messe in pagamento dal direttore dell'ente Ernesto Bruno 10.046 borse di studio, di cui numero 3.056 di primo anno e numero 6.990 di anni successivi al primo, su un totale di 11.343 idonei aventi diritto. L'importo globale della prima tranche erogata agli studenti ammonta a 12 milioni di euro a fronte di un impegno di spesa complessivo di 32,4 milioni di euro. L'attuale percentuale media di copertura degli idonei è pari all'89%, il 74% per il primo anno e il 97% per gli anni successivi al primo, ma entro il 30 aprile del 2023 l'ente conta di poter coprire il 100% delle richieste sulla base di ulteriori finanziamenti. Come governo regionale abbiamo la priorità assoluta di non lasciare nessun giovane indietro, dichiara l'assessore regionale all'istruzione e alla formazione professionale Mimo Turano, e per tale motivo stiamo lavorando affinché tutti gli ERSU siciliani possano consentire il raggiungimento delle premialità di risorse nazionali ottenibili dal Ministero dell'Università per poter soddisfare il 100% delle richieste degli studenti siciliani provenienti da circa 30.000 famiglie che così potranno serenamente garantire il diritto allo studio ai propri figli. Oltre a questo ambito, prosegue l'assessore Turano, il governo regionale Schifani si sta impegnando affinché gli enti regionali per il diritto allo studio utilizzino fino in fondo ogni risorsa specificatamente dedicata a vari livelli per potenziare il sistema della residenzialità universitaria, ampliando l'offerta di posti letto disponibili nei campus universitari per i fuorisede. Con questa manovra, dichiara il presidente dell'ERSU Palermo, Giuseppe Di Miceli, diamo seguito alla recente direttiva emanata dall'assessore regionale all'istruzione Turano, in cui raccomanda agli ERSU la priorità di procedere al pagamento del 100% delle borse di studio. Infatti, prosegue ancora il presidente Di Miceli, questo è solo il primo step delle procedure di assegnazione. Contiamo con il sostegno del governo Schifani di poter procedere entro il 30 aprile 2023 alla soddisfazione di tutte le richieste pervenute. L'ammontare totale di ciascuna borsa di studio base corrisposto agli studenti la cui condizione economica sia inferiore o uguale ai 2/3 del limite ISEE fissato è determinato in euro 2.481,76 euro per studente in sede e 3.598,51 euro per studente pendolare. E ancora 6.157,74 per studente fuori sede e per studente indipendente. Le borse di studio sono finanziate dal gettito derivante dalla tassa regionale per il diritto allo studio erogata dalle istituzioni universitarie, con il particolare che quest'anno l'Università degli Studi di Palermo ha provveduto celermente al trasferimento delle somme previste dalla legge regionale da risorse proprie dell'ente, dalla quota del fondo investigativo
incentivo statale FIS per le borse di studio resa disponibile dal MIUR, da risorse addizionali nell'ambito del PNRR da parte dell'UE, iniziativa Next Generation EU, investimento 1.7, borse di studio per l'accesso all'università della missione 4, componente 1, da risorse addizionali azione quarta. Punto 3 del PON Ricerca e Innovazione 2014-2020, REACT borse di studio per studenti meritevoli e in condizione di difficoltà economica da eventuali altre risorse assegnate all'ente. Adesso la pubblicità, a tra poco, vi aspetto. Crack milionario del gruppo Pelonero. Il GUP manda a processo i componenti della famiglia Sferrazza accusati di aver svuotato le imprese per sottrarre risorse all'erario, ai creditori e agli altri amministratori. Il servizio del nostro direttore Arturo Cantella. Crack gruppo Pelonero, 19 in rinvio a giudizio ma esclusa l'associazione a delinquere. Rinviata a giudizio con le accuse di bancarotta, fraudolenza, riciclaggio e autoriciclaggio, ma cade l'accusa di associazione a delinquere. L'inchiesta scaturita dall'operazione Mele Branche, che ipotizzava nell'Agrigentino l'esistenza di un'organizzazione che avrebbe orchestrato una serie di operazioni di bancarotta legate al gruppo Pelonero. Approda in aula per il processo il giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Agrigento, Michela Raimondo, ha disposto l'approfondimento dibattimentale per 19 dei 20 imputati. Il pubblico ministero Paola Vetro aveva chiesto il rinvio a giudizio di 20 imputati, ai quali si contestava di avere realizzato un crack da 5 milioni di euro. L'inchiesta, nata il 30 luglio del 2020, aveva fatto finire 10 persone agli arresti domiciliari, oltre ai componenti della famiglia Sferrazza, che gestisce da anni la catena di negozi di articoli da regalo, casalinghe e giocattoli, era stata accusata di far parte dell'associazione a delinquere. Pure la commercialista Graziella Falzone, l'imputata che è l'unica che sarà giudicata a parte in seguito alla richiesta dei suoi legali Sando Lucia e Salvatore Falzone di essere processata con il rito abbreviato. Il sistema ipotizzato dagli inquirenti era quello classico delle bancarotte. Le aziende del gruppo, quando raggiungevano il massimo volume d'affari, secondo l'accusa, venivano svuotate dei beni e delle risorse che venivano fatte confluire su un'altra azienda dello stesso gruppo. Il Tribunale del riesame e la Cassazione hanno annullato le misure cautelari personali. Le imprese però sono tuttora sotto sequestro, sotto accuse titolari del gruppo, la commercialista e vari amministratori e soci che si sono alternati negli anni avrebbero, secondo l'accusa, agevolato il sistema dei fallimenti pilotati. I difensori, tra gli altri gli avvocati Daniela Posante, Giovanni Castronovo, Giacinto Paci, Antonella Arcieri, Francesco Turoni, avevano replicato al PM chiedendo al giudice di emettere una sentenza che non dovesse procedere, richiesta che è stata accolta con la formula «il fatto non sussiste» per l'accusa di associazione per delinquere già bocciata dal Tribunale del riesame e della Cassazione, che avevano annullato gli arresti. Per le altre accuse è stato deciso il rinvio a giudizio. Presepe vivente al mare, cornice La Scala dei Turchi di Realmonte. Vediamo. Continua la programmazione natalizia con un appuntamento che si è svolto stamattina alla Scala dei Turchi, il Presepe Vivente, organizzato dall'Istituto Comprensivo Garibaldi di Realmonte. Io per questo ringrazio la coordinatrice, la professoressa De Girolamo, nonché i professori che si sono adoperati affinché tutto si svolgesse nel migliore dei modi. Ringrazio il dirigente scolastico, la dottoressa Fazzi, il distretto turistico che con noi quest'anno ha promosso queste attività natalizie, anche il dottore Lombardo di Mare Amico che ha proposto una bellissima attività che si farà a Capodanno, questo nell'ambito di una destagionalizzazione, ecco perché vedete oggi abbiamo quasi 30 gradi, una giornata bellissima, un sole e il Mediterraneo davanti a noi, la Sicilia è questo, il Realmonte è questo e noi vogliamo promuovere queste bellezze e vogliamo che insomma
si faccia squadra affinché i ragazzi dell'istituto comprensivo che stamattina sono con noi, che sono il nostro presente ma sicuramente saranno anche il nostro futuro, possano partecipare attivamente in tutte le attività che l'amministrazione fa e soprattutto valorizzare il territorio con la cosa più bella che abbiamo, la bellezza. Consegnati i premi costruttori di comunità 5 cooperative culturali e turistiche della Sicilia, tra queste c'è anche Coop Culture. Vediamo. La cultura può fare la differenza, questo è il senso di questa giornata, di riunire un po' di creatività ma anche fa imprenditoria, e anche lì un appello, qui ci sono veri imprenditori perché la cooperativa fa impresa. La mission della cooperativa sociale Porco Vittoria è quella di educare al bene pubblico e quindi cercare di far capire alle persone il rispetto che devono avere per questi luoghi. Quello che facciamo con il progetto Creare, un progetto dei consigli regionali Unipol di un partenariato molto ampio, è cercare di dare una mano a questi ragazzi. È bello che si impegnino tanto ma hanno bisogno di essere sostenuti. Noi abbiamo dei giovani bravissimi, preparatissimi e hanno passione. Penso che tocchi a loro dimostrarlo, ma tocca a noi permettere e mettere a loro disposizione risorse e occasioni. Noi formiamo all'università professionisti dei beni culturali che sono regolarmente disoccupati se non lavorano con le cooperative. La fruizione pubblica e la fruizione turistica è la chiave di volta dello sviluppo di molte aree della Sicilia. La cultura e la filiera della cultura ha bisogno della cooperazione, perché da soli non si va da nessuna parte. È un asset strategico per il Paese, per questa regione, ma è un asset troppo spesso depotenziato dai finanziamenti, depotenziato dalle normative. Invece bisogna fare rete, bisogna fare sistema. Il nostro obiettivo, l'obiettivo della politica deve essere assolutamente questo, un cambio di passo per la nostra Sicilia per fare in modo che se i giovani vogliono andare via siano liberissimi di farlo, ma deve essere una scelta. Io credo che la Sicilia abbia un'industria importantissima che è rappresentata dal nostro meraviglioso patrimonio artistico e culturale. Stiamo lavorando senza soluzione di continuità nel cercare di ridare lucentezza e soprattutto slancio alla nostra meravigliosa terra. Palermo ha una grande opportunità ma anche un grande problema, una grande opportunità che è data dalla genialità, dalle capacità dei suoi giovani, ma ha un problema di spazio. Ecco, a cominciare dai cantieri bisogna certamente ripensare una realtà che può essere davvero trainante in Italia e in Europa. Non c'è nulla di male a parlare di sogni e farli assieme. All'aeroporto Birgi la presentazione del libro La storia dell'aviazione nella Sicilia occidentale. C'è il servizio. Un progetto che nasce da una mia esigenza personale, mi volevo documentare sulle presenze aeronautiche, vedevo intorno all'aeroporto vivo e attuale di Trapani Birgi tanti aeroporti abbandonati. Non ho trovato nulla e ho lanciato l'idea all'amico Fabrizio Gizzi, mio compaesano, amico di antica data e grande appassionato di aviazione, scrittore, di fare una ricerca. L'ha fatta nel migliore dei modi, con grande impegno, con metodologia, assoluta fedeltà a riportare quanto era riuscito a rintracciare dai documenti. Ha cercato davvero dovunque e ha ricostruito una storia che direi che è sorprendente. Ha scoperto cose che davvero non immaginavo mai potessero essere avvenute e accadute qui. La Sicilia è stata di fatto una portaerei nel Mediterraneo, un luogo strategico che ha determinato le sorti delle battaglie più importanti che hanno caratterizzato i due grandi conflitti mondiali. Non è stato quindi un caso che proprio in questo lembo di territorio si siano concentrati ben 10
tra aeroporti e idroscali. Fabrizio è riuscito a ricostruire la storia di ciascuno di loro, rievocando soprattutto, come ha voluto dire nel titolo, le storie di uomini e del territorio. La storia dell'aviazione e quella occidentale sono inscindibili fra di loro, lo testimonia anche il ruolo che gli aeroporti, in particolar modo l'aeroporto militare aperto al traffico civile Vincenzo Flori di Trapani Birgi, svolge per l'economia come volano per la crescita economico-sociale. È un omaggio al sacrificio del giovane pilota Fabio Altruda. Abbiamo pensato molto se presentare oggi questo libro, ma voleva essere proprio un omaggio alla famiglia dell'aeronautica militare per quello che è stato e quello che è e il supporto che dà all'aeroporto di Trapani Birgi, all'aeroporto dello scalo civile e l'aeronautica militare. L'elemento più importante che mi ha attratto scrivere, che mi ha reso felice di scrivere quest'opera, è che ho allargato il campo delle ricerche non solo al Trapanese ma anche all'aeroporto di Palermo Bocca di Falco e l'aeroporto di Sciacca nell'Agrigentino, e scoprire che sono realtà tutte intimamente collegate in diverse fasi storiche, ma sono tutte intimamente collegate grazie alla Regia Aeronautica prima e all'aeronautica militare italiana oggi, e grazie soprattutto a professionisti locali come l'architetto Tosco di Castelvetrano e il dottor Nicola Virgilio di Sciacca, che prima di tutti, e il Tonino Perrera di Trapani, che prima di tutti hanno cercato di ricostruire il patrimonio locale. Ripeto, mettendo insieme tutte queste realtà e queste testimonianze già presenti si può fare un sistema legato alla storia aeronautica per creare, lo ribadisco una volta ancora, economia, per creare prosperità. Anche con la storia si possono creare posti di lavoro, si possono attirare finanziamenti, bisogna farlo per una regione importante come la Sicilia. Calcio Serie D, Licata supera 3-0 il San Lucia nell'ultima gara del girone di andata e sale a 26 punti in classifica. Vediamo. Il Licata batte il San Luca per 3-0 nell'ultima del girone di andata e sale a 26 punti in classifica. Alliotta decidono Quartara al 21esimo, Vitolo al 34 sul rigore e Frisenna al 44esimo. La squadra di Pippo Romano si gode così la meritata pausa dopo aver totalizzato 7 vittorie, 5 pareggi e 4 sconfitte. Nella gara dell'Liotta si registra anche il buon esordio del nuovo arrivato Giuseppe Cusati. Va ricordato che la squadra licatese ha ancora una partita da recuperare con il Santa Maria Cilento in programma l'11 gennaio 2023. Sì, l'inizio è stato complicato perché le prime 5 partite abbiamo fatto 2 punti, abbiamo perso punti importanti nelle prime 5 partite, però la squadra poi ha cominciato a fare quello che doveva fare, a giocare, a conoscersi bene anche nei principi di gioco, anche tra di loro, e poi alla fine, strada facendo, abbiamo fatto partite importanti, belle vittorie. Ero molto fiducioso che potevamo chiudere oggi a 26 punti, ero molto fiducioso perché la squadra è viva, la squadra sta giocando bene effettivamente, molto bene. Devo dire che, ripeto ancora una volta, ero fiducioso che potessimo arrivare a questi punti. Mister, l'ho chiesto al Presidente poco fa, è un peccato che la sosta arrivi proprio in questo momento, quando avevate inannato tutti questi risultati consecutivi. Ma la sosta c'era, dobbiamo prendere la sosta di Natale, intanto ci godiamo questi punti in classifica, quest'ultima vittoria, trascorreremo sicuramente le feste in maniera più serena con questa bella vittoria. E poi ricominceremo e ci ripresenteremo per gli allenamenti il 27 e prepareremo l'inizio difficile di un ritorno dove ci vede 3 partite in una settimana, 2 trasferte consecutive tra Castrovillari e Santa Maria e poi giocare in casa di Bonese e poi andare a Catania. Sarà un inizio difficile come è stata l'andata, però ci faremo trovare pronti. Si aspetta qualche regalo di Natale dalla società del mercato?
No, io il regalo l'ho avuto oggi dai ragazzi perché avevo detto che dovevamo fare, a parte la prestazione, dovevamo cercare di raggiungere l'obiettivo della vittoria, che era quello che ci consentiva di allungare la nostra striscia positiva, di fare un passo avanti ancora in classifica e mettere dentro quei punti che poi alla fine ci serviranno per arrivare all'obiettivo prefissato. Mister, il San Luca è una squadra che comunque, oltre ad avere grande agonismo, è una squadra che quest'anno ha mostrato ottime qualità tecniche, soprattutto nel reparto avanzato ha gente di qualità. Però nel primo tempo, praticamente dopo l'inizio equilibrato, nei primi 10 minuti poi non c'è più stata la partita. Qual è stata la chiave della sfida? Può essere quella di fare quello che magari Riccardo aspettava che facesse il San Luca, cioè magari anche gli altri, giocare palla a terra, girare palla veloce, perché il giro palla è stato davvero velocissimo. No, abbiamo sofferto, diciamo tra virgolette, i primi 10 minuti perché non riuscivamo a trovare le giocate da dietro, eravamo un po' impacciati e abbiamo cominciato i primi 10 minuti a non giocare, poi invece abbiamo preso le giuste distanze, abbiamo preso quella consapevolezza che noi siamo una squadra che è propositiva nel gioco e quando abbiamo cominciato a fare le prime uscite da dietro abbiamo cominciato di nuovo a prendere fiducia in quelle che sono le nostre qualità. Chiaramente noi siamo una squadra diversa da San Luca perché San Luca è una squadra fisica, una squadra che gioca molto sulla seconda palla, sulla palla lunga e questo ci poteva mettere un pochettino in difficoltà dato che noi non abbiamo grande stazza fisica sia in mezzo al campo che dietro, a parte Calaiò e Cappello, però abbiamo tenuto botta bene su questi lanci lunghi e quando abbiamo avuto la palla abbiamo giocato e quando abbiamo giocato abbiamo creato tanto. No, secondo me oggi è fondamentale anche perché diciamo, con la rosa così giovane i ragazzi hanno bisogno anche un attimino secondo me di rifiatare e arriva secondo me nel momento giusto anche se stiamo esprimendo un calcio oggi un primo tempo da calcio champagne. Ne approfitto della presenza di entrambi per chiedere che ci saranno altre entrate in questo mercato di dicembre. Io ne approfitto per dare una risposta, perché poi diciamo, noi facciamo sempre parlare i fatti e le parole no. Noi, come si dice, migliorare è sempre auspicio di tutti. Non è semplice perché tutto sommato diciamo, non devi snaturare le scelte fatte e la linea che noi avevamo, però lo posso dire tranquillamente che noi avevamo accordo con Samaghè, avevamo fatto un'offerta, potrei dire mostre per diciamo, nei confronti dell'Arezzo, anche in considerazione di un giocatore che a fine campionato si svincola. L'Arezzo che insomma, ha le possibilità di decidere altre cose, ha deciso altre cose. Siamo contenti comunque perché in ogni caso ci siamo chiariti in qualche maniera perché non ci eravamo lasciati tanto bene, però insomma la città dico lo sa, noi non stiamo con le mani in mano, siamo molto scaramantici, ci sarebbe piaciuto, ma anche al ragazzo penso che sarebbe piaciuto ritornare da noi. Torno a ripetere, però insomma siamo contenti delle scelte fatte, continuiamo con la linea. Noi ricordiamoci che il nostro obiettivo è quello di raggiungere la quota salvezza il prima possibile, lo stiamo facendo con un'identità di gioco e per questo bisogna dare grandissimo merito all'allenatore e al suo staff e soprattutto lo stiamo facendo con la linea insomma, che è quella lì di appartenenza alla società, alla crescita del settore giovanile perché in un gruppo di 23 mi sembra ci sono al di là dei 7 grandi tutti quanti che vengono dal settore giovanile meno i 2 nuovi che sono arrivati adesso e quindi insomma sempre torno a ripetere raggiungiamo i nostri obiettivi e viviamo sempre alla giornata, però dobbiamo fare grandissimi complimenti allo staff tecnico e al mister in particolare. Con questo è tutto, termina qui l'edizione del telegiornale, grazie per la gentile attenzione e per essere stati con noi. A presto!